Uno dei primi dossier che il nuovo governo dovrà affrontare è il buco che si è aperto nei conti delle regioni per fronteggiare l'emergenza Covid, un disavanzo per le spese sanitarie che a Palazzo Balbi stimano in oltre 1,5 miliardi. Il presidente Zaia lo dice in fase di presentazione del bilancio 2023, che ammonta a quasi 17 miliardi di euro, approvato in giunta, il cui passaggio in Consiglio è previsto per ottobre. Un bilancio che, nonostante le difficoltà che ogni anno vede aggravarsi di una serie di costi, quest'anno più personale, circa 10 milioni di euro in più di adeguamenti contrattuali, maggiori costi legati anche a quelli che sono legati all'energia, piuttosto che l'indebitamento della regione che ci costa ulteriori 10 milioni, ma che vede la capacità di analizzare bene il bilancio e di continuare a investire e a garantire i servizi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. Nel 13° bilancio regionale senza tassazione è stato tagliato il 15% delle spese rispetto all'anno precedente. Del totale di 17 miliardi di euro, più di 9 miliardi saranno destinati al comparto delle spese sanitarie. Rimarrà una marginalità di circa 67 milioni di euro. Continuiamo ad investire con i fondi comunitari, quindi garantendo più di 60 milioni di euro nella coprogettazione in Europa, e continuiamo ad investire anche nel dissesto idrogeologico. Una regione fragile come la nostra deve avere la capacità ogni anno di garantire cifre importanti. Così continuiamo ad investire nella scuola, nella formazione, ancora 26 milioni, nelle scuole paritarie, 31 milioni. Nello specifico al rischio idrogeologico andranno 16 milioni e mezzo. 60 milioni sono invece destinati al cofinanziamento di fondi comunitari. Tra le priorità anche cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi.